Carabinieri, edizione 2018, tradotto in lingua sarda. Regione Carabinieri Sardegna, generale di divisione Giovanni Truglio. Bene, grazie, buonasera a tutti. Rivolgo innanzitutto un ringraziamento davvero molto sentito, caloroso a tutte le persone presenti, alle autorità, ai rappresentanti delle istituzioni, ai colleghi delle altre forze armate e di polizia. La vostra presenza qui è ancora una volta una testimonianza della considerazione davvero particolare che offrite all'Arma dei Carabinieri e della quale l'Arma dei Carabinieri è particolarmente grata. Oggi è una giornata in cui parleremo di Sardegna e di Arma dei Carabinieri, un connubio che con una felice intuizione di 11 anni fa, grazie all'allora comandante generale di Corpo d'Armata Gian Francesco Piazzo e al professor Aldo Accardo, qui presente accanto a me, un connubio che ha trovato una sua sintesi davvero, direi, semplice ma al tempo stesso geniale nella redazione del calendario dell'Arma dei Carabinieri, del tradizionale calendario dell'Arma dei Carabinieri in lingua sarda. Generale Adinolfi. C'era anche il generale Adinolfi si incontrò con il professore ed ebbe l'idea, no? Da cui nacque. il tuo onore, peraltro. No, il mio onore, con la copertura finanziaria. Che non è poco, vuol dire che sei assunto la paternità. Perché l'idea era ottima, però doveva trovare appunto i soldi. E dove li trovarono? Da Gian Francesco I. Bene, grazie signor generale di questa precisazione. Però, insomma, ecco, la verità è che questo calendario è già arrivato alla sua 11ª edizione, quindi evidentemente l'idea non solo era ottima, buona, gradita, ma anche è stata un'idea forte che ha avuto tempo di consolidarsi e di diventare, io spero, davvero una tradizione. Perché il calendario in lingua sarda ce lo spiegheranno gli illustri conferenzieri, ma io non voglio rubare il campo di nessuno, né tantomeno voglio avventurarmi in disquisizioni che non mi sono proprio, perché rischierei poi di essere anche bacchettato. Quindi, però, insomma, direi che tutti conveniamo sul punto che la lingua è la rappresentazione di un popolo, forse una delle sue principali rappresentazioni, offre l'immagine di un popolo come pochi altri elementi. Non so se sia parte della cultura o la cultura a sua volta dei derivi, ma insomma la lingua è davvero uno degli elementi fondanti dell'identità di un popolo. E quindi è chiaro che in una realtà così peculiare come la Sardegna, la lingua sarda ha davvero un posto rilevante. Ecco perché l'idea di rendere omaggio quindi alla Sardegna attraverso la redazione del calendario in lingua sarda, e penso che sia un omaggio reciproco, nel senso che in questo caso anche alla Sardegna ha voluto rendere omaggio all'Arma dei Carabinieri per il tramite della Fondazione Sirotto attraverso appunto l'uso di questa lingua. Il calendario dell'Arma è giunto ormai a un'edizione, davvero non ricordo più quanti ce ne sono stati, dal 1928 credo in poi, ed è uno dei calendari più stampati d'Italia. Quest'anno mi sembra che sono state stampate 1.300.000 copie. Questo vi dà l'idea della sua diffusione. Ebbene, del calendario dell'Arma ne sono state stampate 11.000 copie in lingua inglese, francese, tedesco, cinese, arabo, insomma in lingue straniere, in tutto 11.000 copie, e anche in russo. Del calendario dell'Arma in sardo ne abbiamo stampate 5.000 copie, quindi voglio dire, il risultato è più che onorevole. Questo per dirvi la diffusione che ha questo calendario, certamente all'interno dei nostri reparti, ma anche, diciamo così, una diffusione che va spandendosi sul continente, per così dire. Io stesso ne ho una discreta collezione, che arriva da lontano degli anni, non mai avrei pensato di venire a fare servizio qui in Sardegna. Bene, ora per illustrarvi che cos'è
nostro calendario dell'arma, io vi prego di dedicare 7 minuti della vostra attenzione alla visione del filmato originale che spiega in cosa consistono le tavole del calendario, e poi sarò lieto di cedere la parola ai nostri interventi. Prego. Nell'aprile del 1855 70 carabinieri prendono parte al corpo di spedizione in Crimea. Per la prima volta l'arma si proietta oltre i confini nazionali. Da allora decine di migliaia di carabinieri sono stati impegnati all'estero durante gli eventi bellici e, sempre di più negli ultimi 20 anni, in missioni a sostegno della pace, di addestramento e di cooperazione internazionale. Il calendario di quest'anno rende omaggio a questa difficile attività svolta dall'arma all'estero e in Italia a favore di tanti paesi e delle loro forze di polizia. Un'attività prestigiosa che ha reso l'istituzione riconosciuta eccellenza italiana nel mondo per professionalità, efficienza e umanità dei suoi carabinieri. Mese dopo mese viene richiamato un tema dal valore universale, espressione dei diritti e delle libertà che l'arma è impegnata a sostenere nel mondo insieme alle rappresentanze diplomatiche e, nelle missioni internazionali, alle altre forze armate. Nelle ultime 2 tavole interne, i simboli del nostro stemma araldico rendono il tradizionale, doveroso omaggio al sacrificio e al valore degli eroi che tanto lustro hanno dato all'arma e al Paese. Silvia Di Paolo, con il suo estro, proietta questi simboli fuori dallo scudo vulcanico, esaltandone il significato araldico. Bene. Bene, qui alla descrizione del significato delle tavole di questo bel calendario di quest'anno davvero molto interessante. Adesso entriamo nel merito e io vorrei presentarvi i nostri conferenzieri, anche se probabilmente molti di voi già li conoscono bene. E vorrei cominciare con il professor Luciano Carta, che è nato a Bologna nel 1947, laureato in filosofia presso l'Università di Cagliari ed è stato docente di ruolo nelle scuole medie, nonché titolare di cattedra di storia e filosofia presso il liceo ginnasio Siotto Pintor. È stato dirigente scolastico in diversi istituti ed è interessato alla ricerca storica e filosofica. Ha rivolto la sua attenzione alla storia della cultura tra Settecento e Novecento, con particolare riferimento alla Sardegna, pubblicando numerosissimi saggi e articoli. È animatore e fondatore della rivista di cultura locale Quaderni Bolognesi. È naturalmente autore della traduzione del calendario storico dell'arma in lingua logudrese dal 2008 al 2012, dal 2015 al 2016 e infine ancora adesso nel 2018. Prego, professore. Buonasera a tutti, grazie comandante. Devo ringraziare lei in primo luogo, insieme alla Fondazione Siotto, il suo presidente, l'amico Aldo Accardo, perché anche quest'anno mi avete dato la possibilità di occuparmi della traduzione in lingua sarda di questa testata, come è stato già detto, prestigiosa, qual è questo diffusissimo e accuratissimo, devo dire, calendario storico dell'arma dei carabinieri. Questo nostro appuntamento segna appunto, come è stato ricordato, l'11ª tappa, che è un traguardo ragguardevole, soprattutto se pensiamo al significato di questa operazione annuale della traduzione in lingua sarda del calendario, che risponde all'esigenza della tutela della lingua sarda e allo stesso tempo costituisce un omaggio alla cultura della Sardegna e alle sue più profonde tradizioni. La traduzione in sardo ovviamente è una piccola ma significativa cosa. Il fatto più importante però
è che questo calendario ogni anno non smette, almeno a me personalmente, di stupire per i contenuti, per l'accuratezza e la perfezione tipografica del prodotto e per la passione e la competenza con cui viene realizzato. Quando un mese e mezzo fa ho ricevuto il testo italiano per la traduzione in sardo logudorese, io sono rimasto molto colpito e anche ammirato nel fascicolo di quest'anno che ci è stato appena presentato e che avete potuto vedere, per la pregnanza dei contenuti, per il forte impatto emotivo dei soggetti pittorici e per la splendida resa dei colori del prodotto stampato. Vengono illustrati, come avete visto, con grande maestria, attraverso lo strumento della pittura, 12 valori fondamentali, tanti quanti sono i mesi dell'anno, che sono valori validi appunto per tutta l'umanità, ad opera di artisti provenienti da tutto il mondo, che hanno saputo interpretare quindi l'universalità del messaggio che ciascun valore reca in sé, con l'insopprimibile individualità e specificità dell'ispirazione artistica che è mirabilmente ancorata in questi autori all'identità culturale dei popoli e delle civiltà dalle quali i singoli artisti provengono. Sono rimasto ammirato, vi ho detto, e non ho saputo definire in altro modo il calendario storico del 2018 se non prendendo in prestito dal grande sociologo anglo-polacco Zygmunt Bauman, che è scomparso lo scorso anno, un termine abbastanza inconsueto nel linguaggio comune. Il calendario del 2018, secondo la mia personale opinione, è un autentico prodotto glocale, perché il glocalismo è un neologismo con cui a partire dagli anni 90 del secolo scorso i nostri dizionari danno l'aggettivo come accolto nella lingua italiana nel 91, il sostantivo ha avuto il diritto di cittadinanza nel 99. Ecco, con questo termine del Bauman si integrano quelle dinamiche planetarie, politiche, economiche e culturali, che però riescono a salvaguardare i caratteri individuali dei popoli, che sanno cioè coniugare la globalizzazione, che è il fenomeno tipico della società contemporanea, con le specificità locali, rispettando quindi l'identità culturale dei popoli ed evitando così di appiattire le differenze in un indistinto processo di globalizzazione. Ed è questa, dice il Bauman, la modalità attraverso cui nella società globalizzata del nostro tempo vengono preservate le identità culturali e territoriali destinate altrimenti a scomparire nella omologazione della globalizzazione. Ecco, mi pare che sia questa la cifra con cui si può sintetizzare il ruolo dell'Arma dei Carabinieri, il quale ci viene illustrato soprattutto nella dimensione internazionale dal calendario di quest'anno 2018. Un'arma cioè che è impegnata a livello planetario nella salvaguardia dei grandi valori umani e in primo luogo di quello della pace all'interno delle singole specificità territoriali e statuali che vanno dall'Europa all'America, come avete visto, dall'Oriente all'Africa, in uno sforzo di collaborazione internazionale che si fa portatrici di valori perenni di cui la nostra Costituzione repubblicana è fedele depositaria. Un'arma dunque impegnata ad affermare in numerosissimi contesti territoriali del globo i valori perenni della libertà, declinati nelle sue numerose istanze della cooperazione dei popoli, della sicurezza della persona, della difesa delle categorie deboli, della tutela dell'ambiente, del rispetto della tradizione, della salvaguardia dell'identità culturale e del patrimonio antropologico dei singoli popoli. Più concretamente il calendario ci presenta l'Arma dei Carabinieri in una dimensione internazionale vissuta attraverso le numerose missioni umanitarie in cui è stata ed è tutt'oggi impegnata, missioni che hanno richiesto, come tutti sappiamo, spesso dolorosissimi sacrifici di vite umane, e non è sicuramente fuori luogo ricordare che nel 2018 cade il 15° anniversario della strage di Nassiriya, che ha tanto tragicamente colpito l'Arma insieme al nostro esercito
e ai civili italiani. Relativamente adesso all'aspetto più tecnico della traduzione del testo in sardo-logudorese, posso dire in generale che quest'anno il lavoro non è stato particolarmente faticoso, considerato che nella descrizione delle numerose missioni umanitarie in cui l'Arma è impegnata, il lessico è squisitamente tecnico e di fronte ai tecnicismi, quali possono essere ad esempio il sigla internazionale delle missioni, le moderne strumentazioni in uso e via dicendo, il traduttore ha poco campo in cui sbizzarrirsi. In contesti espressivi di questo genere le lingue tendono necessariamente all'omologazione ed è giusto in questo caso, a mio parere, accettare l'omologazione linguistica, evitando però così improbabili originalità lessicali o perifrasi azzardate che si traducono il più delle volte in goffi contorsionismi espressivi. Qualche difficoltà, devo dire, l'ho incontrata nella traduzione dei concetti astratti legati all'arte contemporanea presenti nelle due brevi prefazioni di Bartolomeo Pietro Marchi, come è stato ricordato, e del carabiniere emerito, tra virgolette, Filippi d'Averiot, così come nella resa in lingua sarda di alcuni dei 12 valori fondamentali ricordati uno per uno dal generale Tullio Del Sete nella sua corposa introduzione e infine nei commenti estetici dedicati alle singole opere dei pittori dei diversi paesi e continenti. Ecco, prendendo brevissimamente in esame i 12 valori fondamentali, solo per fare qualche esempio, alcuni di essi mi pare siano ormai consacrati dall'uso nella loro consanguineità, o forse direi meglio la loro identità con l'italiano, quale ad esempio la tutela dell'ambiente, la sicurezza personale e sociale, la libertà di espressione, la cooperazione, in cui effettivamente, come dire, tra il sardo e l'italiano non v'è, diciamo, troppa differenza. Il modo di dire, diciamo, è abbastanza consacrato dall'uso. Ho scelto invece di dare una più specifica connotazione lessicale sarda ad altri valori, come ad esempio l'integrazione culturale, che avrei reso con la unione de vedas costumenes, ricordando un po' il senso della parola inglese pattern, no? Cioè dire usi e costumi propri di una civiltà, e poi il valore della tradizione l'ho tradotto con connotto, quindi il valore del sugonnotto, no? Che mi pare, come dire, appropriato al contesto, la libertà di riunione che avrei reso come libertà di attoppo, che ricorda insieme l'unirsi anche la convivialità tipica e l'ospitalità, diciamo, della Sardegna, e la tutela del patrimonio culturale. Alla parola patrimonio non ho saputo far corrispondere altro che un termine molto tipico della nostra isola, che è sigliado, quindi è sigliado appunto culturale. E poi la tutela dei minori. Ecco, qui ho avuto veramente difficoltà. Alla fine ho scelto il termine criaturas, perché se avessi usato pizzin è troppo generico, se avessi usato, diciamo, minores incolore come vocabolo, e criatura invece dice chi è effettivamente debole, cioè a dire, no, criato, appena nato, chi ha bisogno di essere difeso. Ora io immagino che tanti amici carabinieri di lingua madre, specialmente tra i più anziani dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, di cui mi onoro di essere socio benemerito, no? Mi avete nominato voi grazie a questo lavoro, avranno osservazioni da fare, integrazioni da portare, suggerimenti da dare. Penso che sarebbe bello e interessante se all'interno dell'associazione ci fosse un apporto fattivo nella realizzazione di questa che ormai è diventata una simpatica tradizione dell'Arma in Sardegna, e del resto a noi pensionati si addicono bene compiti anche di questo genere. Io da parte mia ci ho messo nel lavoro, diciamo, tutto l'impegno di cui ero capace, sempre con l'ausilio del preziosissimo vocabolario del grande Pietro Casu, chi pro me è sumentus dedotto, per me appunto è quanto di meglio abbiamo, diciamo, nell'ambito dei dizionari. Ecco, è proprio partendo dal grande apporto dato da questo specchiato e colto sacerdote di Berchida, che è vissuto tra il 1878 e il 1954, che voglio prendere spunto per fare alcune riflessioni che mi stanno a cuore e che desidero condividere con voi.
Tutti conosciamo, chi più chi meno, il grande apporto dato da questo erudito sacerdote logudorese alla tutela e alla conservazione della lingua sarda come strumento veicolare a tutto tondo, sia attraverso la sua attività pastorale lungo tutta la prima metà del Novecento, fino al 1954, quando è scomparso, anno della morte. Io ricordo da bambino che i vecchi mi raccontavano con ammirazione dei suoi splendidi quaresimali in logudorese, della sua traduzione della Divina Commedia in sardo, sia attraverso la sua opera lessicografica e letteraria. Quanti di voi sono di lingua madre sarda? Ma direi non solo loro, perché l'arte poi per definizione è universale. Io credo ad esempio che rimangano sempre profondamente commossi quando ascoltano, specialmente nel periodo natalizio, il canto paraliturgico Andimus a Sagrutta, che è sicuramente la più famosa delle canzoni di Natale di Pietro Casu, musicata dal suo confratello condiocesano, entrambi della diocesi di Ozieri, canonico Agostino Sanna, che scomparso nell'82 fu anche suo viceparroco. Una composizione così bella e suggestiva che ha superato la dimensione locale attraverso la trascrizione corale, che è quella che in genere noi ascoltiamo, effettuata da un mio caro maestro, che mi è grato ricordare, il gesuita, cioè il musicologo piemontese Paolo Gamba. Per non parlare poi di altri celebri canti religiosi, come Deus ti salve Maria, o i Gosos, in onore dei nostri santi, e più in generale numerosi canti profani della nostra tradizione etnomusicale, no? Che tutti conosciamo, come Non posso riposare, Adios Nuco Ramada, in su Monte Gonare, eccetera. Ora, questo linguaggio musicale che costituisce per ogni sardo un universo di sentimenti profondi e personalissimi è quello che abbiamo assimilato con l'arte materna, che non possiamo in alcun modo dimenticare. Non si tratta di suoni, non si tratta solo di un canto struggente, ma di potenti esperienze affettive che ci toccano nel profondo. Papa Francesco, questo Papa devo dire che non smette mai di sorprenderci, nel dicembre scorso ha ben espresso l'importanza individuale e collettiva della lingua materna come strumento base del mondo valoriale ed affettivo della persona. In occasione del battesimo, somministrando nella Cappella Sistina 34 bambini provenienti da tutto il mondo, appunto, rivolto ai genitori, gli ha detto tra l'altro: la fede si trasmette in dialetto. È una grazia dello Spirito Santo, dice la Papa, ma la trasmissione tocca a voi e si può fare solo nel dialetto di famiglia, di papà e mamma, di nonna e nonna. Ovviamente, con questa riflessione che vi propongo e che mi sta a cuore sull'intervento di Papa Francesco, io non intendo ovviamente assumere un ruolo che non mi compete. Ciascuno è libero di professare in assoluta libertà la fede che più ritiene idonea e giusta per la sua persona e per la sua famiglia. Intendo però solo porre in evidenza la profondità di questo pensiero relativamente alla lingua materna, alla lingua della tradizione nella quale ciascuno di noi è cresciuto e si è formato. La lingua, attraverso cui ciascuno di noi ha metabolizzato i valori più profondi e più importanti, quindi mi riferisco a una fede assolutamente laica, a una fede intesa quindi in senso estensivo, non può essere cancellata perché è parte di noi stessi, in quanto profondamente assimilata attraverso la tradizione familiare e sociale. Lingua moderna o lingua identitaria e valori sono parte costitutiva di noi stessi ed è quel linguaggio originario che costituisce il contenitore più solido e più profondo di cui si nutre la vita di ogni persona. E per questo motivo quella lingua deve essere assolutamente salvaguardata e nessuno può pensare di distruggerla. E questo è un tema che in questi ultimi anni a me sta particolarmente a cuore, perché penso che l'uso della lingua all'interno della tradizione religiosa e dell'esercizio del culto sia un veicolo potentissimo per la salvaguardia della lingua sarda. Pregare in sardo, ha scritto l'antropologo Bachisio Bandino, significa percorrere un altro sentiero di fede e la singolare identità della preghiera in ciascuna lingua, elementi acustici, tattili, visivi, immaginativi, intervengono diversamente all'atto della preghiera.
Credo che queste siano riflessioni che possono essere tranquillamente trasferite all'universo valoriale delle persone, quindi alla lingua identitaria, custode del mondo dei valori più profondi della persona. Per deformazione professionale, quando ho riflettuto sulle parole di Papa Francesco, ho fatto una rapida rivisitazione storica di un non lontano passato della nostra isola. Le parole di Papa Francesco mi sono apparse come una sorta di nemesi storica, ma per carità, in linguaggio squisitamente religioso, direi meglio un gesto provvidenziale, rispetto a momenti della storia religiosa sarda della prima metà del Novecento e anche oltre, allo stesso modo in cui le scuse di Papa Giovanni Paolo II relativamente alla vicenda di Galileo sono state una specie di pace fatta dalla Chiesa con la scienza moderna. Ma nel 1931, con una disposizione pubblicata nel monitorio ufficiale dell'Episcopato sardo, i vescovi proibirono lo svolgimento delle gare poetiche in lingua sarda in occasione delle feste patronali, privando così le popolazioni della manifestazione culturale più sentita della tradizione locale. Con questo provvedimento, che io giudico assurdo, ma con me l'ha giudicato tale anche un grande storico, come il padre Turtras, recentemente scomparso, anche la Chiesa avrebbe voluto cancellare non solo una sentitissima tradizione popolare, ma al tempo stesso l'uso della lingua madre. Quanto sarebbe stato meglio se allora i vescovi avessero incoraggiato e incrementato l'uso della lingua sarda non solo nella predicazione, come andava facendo il parroco di Derchida Pietro Casu, e nell'insegnamento dei fondamenti dottrinali, ma anche nella liturgia, in applicazione, badati, di quegli stessi canoni tendenti alla salvaguardia della tradizione che essi stessi, i vescovi del Concilio Prenaro Sardo del 24, avevano auspicato e come hanno peraltro ribadito nel Concilio Prenaro Sardo del 2001. Per fortuna, mi a concludere, le tradizioni e i sentimenti profondi di un popolo non possono essere soppressi con un improvvido colpo di spugna. Quel decreto che sollevò tanti malumori e tante polemiche non cancellò l'uso della lingua sarda nelle feste popolari. Il popolo sardo, profondamente religioso, continuò a pregare nei santuari campestri con le novene in lingua sarda e con i gozos, e al tempo stesso però non si piegò a vedere soppresse le gare poetiche che facevano parte, come diremmo noi oggi, del DNA del popolo sardo. Affaedos macos, origrassurdas, no? Avrebbero commentato appunto i nostri padri. I poeti logudoresi poterono quindi nuovamente salire sui palchi durante le feste religiose per far sentire ancora a lungo nelle piazze stracolme le loro dispute in versi. Papa Francesco, appunto, quasi un gesto provvidenziale di postumo risarcimento di un torto inferto alla gente sarda, con la sua semplice e spontanea considerazione ha voluto ricordare che le lingue materne, le lingue identitarie, costituiscono un sostrato profondo e insopprimibile di ogni cultura e di ogni civiltà. Dunque, per chiudere davvero, il nostro annuale tributo alla lingua sarda, con la traduzione di questo calendario storico di cui mi sono occupato quest'anno, devo dire che siamo supportati da tanta autorità e siamo sicuri quindi di essere sulla buona strada. Non mi resta quindi che augurare, come a suo tempo in modo arguto ebbe a dire il generale Siazzu, no? Che come dire, vogliamo augurare a questa iniziativa della lingua sarda appunto una lunga vita. A cantare non so, come diceva il generale allora, sigere Deus, e lo scambinere scuro. Vi ringrazio.